Titoli edilizi, presentazione dei progetti agli sportelli unici per l'edilizia sono stati questi i temi trattati nel corso di avviamento professionale organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio della professione. Quindi il saluto del Presidente dell'Ordine Rino Lamendola, della Fondazione Pietro Fraccabino, e la relazione di Gaetano Greco, responsabile del settore edilizia, e Raimondo Zambuto, consigliere dell'Ordine. Certo, motivo di soddisfazione e permettetemi pure di dire anche motivo di orgoglio per tutto il Consiglio dell'Ordine, il Consiglio anche della Fondazione Architetti del Mediterraneo, per le tante iniziative e i tanti progetti che stiamo portando avanti già a pochi mesi dal nostro insediamento. Oggi diamo il via al corso di formazione professionale, di avvio alla professione, una gran bella opportunità per i giovani colleghi che si apprestano alla libera professione. Non potevamo non partire ovviamente dall'aspetto urbanistico, da tutte quelle che sono le normative vigenti che regolano l'edilizia privata. Sarà di certo un momento di confronto e anche di grossa opportunità per i giovani colleghi. Gli aspetti verranno curati da una presenza di eccezione che è l'architetto Gaetano Greco, dirigente del settore urbanistico e dell'edilizia privata, e da me per quella che potrebbe essere la mia esperienza da libero professionista. Sono davvero soddisfatto dell'invito che mi ha fatto l'architetto Lamendola, di cui sono stato segretario in quest'ordine per quasi 16 anni, per cui è una materia questa dell'aggiornamento professionale dei giovani colleghi che mi sta particolarmente a cuore. Stiamo iniziando come diceva poco fa il mio collega, a trattare i temi dell'edilizia privata, sostanzialmente dell'urbanistica, perché è un tema abbastanza pregnante che riguarda l'intero territorio comunale e non solo. Vedremo in questo excursus, e spero di farlo al meglio, qual è stata l'evoluzione normativa partendo da lì e cercare di trasfondere proprio nei giovani colleghi quelle esperienze che per noi, ahimè, che siamo ancora, cioè che siamo più anziani, diciamo, sono state frutto di anni di studi, di sacrifici e di interpretazioni di normative che si sono susseguite. Raggiungendo questo obiettivo, credo che possiamo dare davvero un buon servizio ai giovani colleghi che si possono trovare ad affrontare delle tematiche che oggi sono abbastanza complesse. L'ultima complessità ci vede dalla impugnativa che ha fatto la Corte Costituzionale su alcuni articoli dell'ultima legge, tra l'altro di quest'anno, dell'agosto di quest'anno, la 23, sull'edilizia privata, che ci vede adesso un po' contrastati proprio nell'applicazione della norma stessa. Spero di essere abbastanza chiaro nella mia esposizione. Non parlerei di lezioni ai colleghi, perché siamo tutti colleghi, tutti iscritti all'albo, per cui mi può fare solamente piacere instaurare appunto un ragionamento e un dialogo con loro, cercando al meglio ovviamente di lenire, scemare, ecco, i dubbi e le contraddizioni che ci sono almeno su questa materia.